Eccoci pronti, buon sabato, tante le notizie all'interno del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro ribadisce la pervasività dell''ndrangheta che annovera 2.303 affiliati a Reggio Malore per il presidente Gerardis, ricoverato in ospedale. Nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore Nicola Gratteri punta l'indice sulla carenza d'organico che affligge la procura che dirige. In una circolare del Ministero della Salute, la Calabria viene indicata come la regione meno attrezzata per la gestione dell'emergenza per il coronavirus, ma la stessa scompare dal sito. Intanto il direttore generale rassicura: siamo attrezzati. La Regione non manda i fondi al centro di neurogenetica diretto da Amalia Bruni, c'è il rischio chiusura. Il GIP dice no alla richiesta di archiviazione per Mario Oliverio, indagato nell'ambito dell'inchiesta Fincalabra. Tra le squadre che hanno operato bene nella sessione invernale del calciomercato c'è il Crotone. Gli operatori di mercato assegnano la sufficienza al Cosenza. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura l'inaugurazione in tutte le corti d'appello italiane dell'anno giudiziario, cerimonie caratterizzate per lo più dalla protesta degli avvocati contro la riforma della prescrizione. A Catanzaro, quindi siamo alla Corte d'Appello della città capoluogo, il Presidente ribadisce la pervasività dell''ndrangheta che annovera 2.303 affiliati. Cominciamo da qui. L'espansione del fenomeno criminale nel contesto di crisi generale dell'economia italiana, l'esportazione dei modelli organizzativi locali calabresi collegati ai nuclei originari e la penetrazione nelle aree sane dell'economia legale. Il distretto di Catanzaro, dice il presidente della Corte d'Appello Domenico Introcaso, leggendo la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, si caratterizza per un indice di criminalità organizzata alto in tutti i tribunali, in particolare in quelli di Vibo Valentia e di Crotone. Sono 2.303 gli affiliati all''ndrangheta distribuiti nel territorio del distretto di Catanzaro, ha aggiunto Introcaso, che poi ha analizzato il fenomeno della sostituzione degli imprenditori storici in crisi di liquidità e incapaci di reggere il mercato con soggetti non 'ndranghetisti, ma da questi ultimi cooptati in una logica non di corruzione dell'imprenditore sano, bensì di esercizio in sua vece di attività legittima formalmente ma finalizzata al reimpiego dei capitali illeciti e all'evasione della normativa. Il passaggio agli appalti pubblici riguardanti tutti i settori delle produzioni è breve e da qui l'esigenza delle complicità degli organi pubblici e politici. Secondo Introcaso, l'immediata conseguenza è la corruzione del procedimento elettorale, di formazione e raccolta del consenso, perché la procedura per l'appalto pubblico coinvolge gli amministratori eletti. La proiezione giudiziale immediata è lo scioglimento di numerosissime amministrazioni comunali e di formazioni intermedie per infiltrazioni e influenze mafiose. Questa la sintesi delle dinamiche di 'ndrangheta, non più locale ma a diffusione nazionale e internazionale. In apertura di relazione, Introcaso ha affrontato il tema riguardante i provvedimenti giurisdizionali e disciplinari applicati ai magistrati del distretto, titolari di incarichi di grande responsabilità, definendolo un vulnus indelebile inferto alla comunità giudiziaria. E restiamo a Catanzaro all'inaugurazione dell'anno giudiziario per l'intervento del procuratore Nicola Gratteri, che ha puntato l'indice sulla carenza di organico nelle procure. Poi, come sempre, l'appello ai cittadini: denunciate. Non è mancato neanche oggi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Catanzaro, l'invito del procuratore Gratteri ai cittadini. Quel denunciate che risuona in ogni incontro pubblico ha chiuso il suo intervento. Ogni settimana sapete che io faccio ricevimento, ci sono ancora centinaia di persone da ascoltare, da sentire, continuate ad inondarci di denunce. Grazie. Nicola Gratteri ha ringraziato il Presidente della Corte d'Appello Introcaso per la vicinanza dimostrata che, ha detto, ci ha aiutati a crescere. Poi si è soffermato sulle carenze d'organico con cui devono fare i conti gli uffici giudiziari del capoluogo. Da 3 anni che sono bloccate le tavole, le tabelle delle sezioni di polizia giudiziaria. Noi a Catanzaro abbiamo meno 18 e siamo secondi dopo Napoli Nord, che ne ha 36 in meno. C'è una diatriba tra
Ministro della Giustizia e Ministro degli Interni, perché ci sono procure che hanno 156 ufficiali di PG in più, mentre procure come ad esempio Catanzaro che ne ha 18 in meno. Quindi sarebbe opportuno che ci si riunisse per discutere, e per chi ha avuto di più restituisce, chi ha di meno, perché non è possibile che in alcune procure ogni PM ci sono 3 ufficiali di PG, nel mio ufficio ogni PM c'è mezzo, 3/4 ufficiali di PG. Infine ha tracciato un bilancio del lavoro svolto dal personale della Procura e dei suoi magistrati che oggi, ha detto, lavorano anche come applicati nei processi d'appello contro la criminalità organizzata. Questa che voi vedete è l'ispezione che ogni 4 anni viene fatta negli uffici giudiziari. Quando io sono arrivato a Catanzaro avevamo un arretrato di 16 anni, il fascicolo più vecchio aveva 16 anni, adesso nell'arco di meno di 4 anni queste sono 206 pagine di elogio che gli ispettori del Ministero hanno fatto alla Procura distrettuale di Catanzaro. Quindi non finirò mai di ringraziare, dai commessi ai dirigenti, ai funzionari e per ultimo i miei colleghi. A Reggio Calabria invece malore per il Presidente della Corte d'Appello. Ci sono stati momenti concitati, dopo un primo malore il Presidente ha ricominciato a presenziare la cerimonia, poi c'è stato un secondo episodio, è stato ricoverato in cardiologia, le sue condizioni non destano preoccupazione, ma vediamo. La richiesta è arrivata ieri sera dal Teatro Cilea, dove su iniziativa della Presidenza della Corte d'Appello del Tribunale di Reggio Calabria è stato proiettato il film Aspromonte, un momento di cultura e di confronto capace di un ulteriore importante arricchimento quando una delegazione dell'Associazione Nazionale Magistrati ha letto una dichiarazione circa la scarsità dell'organico nel distretto di Reggio Calabria. Siamo troppo pochi e temiamo di non farcela, hanno affermato in sintesi gli iscritti all'ANM, una istanza che ha aperto e manterrà per molto tempo un dibattito complesso e che è arrivata nel cuore di uno degli eventi che hanno anticipato l'inaugurazione dell'anno giudiziario, celebratasi questa mattina nell'auditorium della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Davanti ai colleghi e alle delegazioni di Forze dell'Ordine, Forze Armate, dell'Avvocatura e di altri ordini professionali, il Presidente di Corte d'Appello, Luciano Gerardis, ha relazionato su successi e problematiche. Si è soffermato molto di più sulle problematiche 'ndrangheta e gruppi di potere, ha detto, inquinano le istituzioni nella ricerca di consensi con metodi e finalità precise. Gerardis ha espresso il suo disagio nel dover ripercorrere passaggi analoghi a quelli degli anni precedenti. L'alto magistrato ha sottolineato che le attività inciampano spesso nelle assenze o intempestività altrui, ascrivibili anche a burocratismi e a resistenze varie. Sulla logistica è stato netto: serve al più presto il nuovo palazzo di giustizia. E poi su Reggio è capitale di 'ndrangheta, lo dimostra il numero dei processi, che sono davvero tanti a Reggio e provincia. Quanto all'ambiente, esso non è affidabile, anzi potenzialmente inquinante. E poi bisogna evitare i centri di potere e sviluppare sempre di più il dialogo con fasce più ampie di popolazione. La cronaca ha registrato anche un momento difficile, un malore ha colpito proprio il Presidente Gerardis, ma le notizie sono confortanti, l'alto magistrato si è ripreso. Cambiamo decisamente argomento, parliamo del coronavirus. Intanto vi dico che c'è una decisione del commissario straordinario per l'emergenza Angelo Borrelli, che dice oggi non c'è né in Europa né in Italia una condizione tale che possa far ipotizzare una chiusura delle frontiere. Sarebbe una misura davvero assurda. Ed è rientrato l'allarme a Reggio Calabria, esito negativo, dunque nessun contagio da coronavirus per la paziente ricoverata in ospedale, che, dicono i medici, sarà presto dimessa. Intanto però è giallo sulla circolare emanata dal Ministero della Salute. All'interno c'era una parte dedicata alla Calabria, davvero poco rassicurante, documento poi sparito dal sito. Oggi abbiamo cercato di capire di più, vediamo.
Questa è la circolare del Ministero della Salute relativa ai potenziali casi di coronavirus e alla relativa gestione. Nell'ultima parte del documento, vedete, si parla della Calabria, una regione a quanto pare non attrezzata a gestire l'emergenza. Nella circolare infatti si legge: la Calabria risulta essere la regione con maggiori difficoltà di gestione dell'emergenza epidemiologica, non essendo dotata di una struttura specifica a tal fine dedicata, e per sovrintendere alla situazione si pensa ad un tutoraggio esterno. E dunque la Calabria la regione è messa peggio per rispondere ad un'eventuale emergenza? Assolutamente no, siamo in linea con le altre regioni. La circolare poche ore dopo è stata rimossa dal sito del Ministero e intanto il direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute, Antonio Belcastro, rassicura i calabresi. Abbiamo individuato una struttura unica regionale che è stata individuata nelle parti di malattie infettive dell'ospedale Pugliese Giorgio di Catanzaro. È stato istituito il numero verde nazionale 1500, al quale tutti coloro i quali si trovano sul territorio nazionale possono e devono telefonare quando ci siano dei sintomi. Se la telefonata arriva da qualcuno che in quel momento si trova in Calabria, può essere un cittadino calabrese, ma anche un cittadino, un straniero, un turista, qualcuno che in quel momento si trova in Calabria, il 1500, se ritiene la telefonata degna di attenzione e di approfondimento, lo indirizza al numero del reparto di malattie infettive del Pugliese Giorgio, dove rispondono 24 ore su 24, dove c'è sempre un medico di guardia, il quale valuterà il caso e, se lo ritiene degno di approfondimento, lo ricovera nelle reparto di malattie infettive di Catanzaro, dove abbiamo anche restante affezione negativa. Se i pazienti invece provengono dall'area sud della Calabria, vengono indirizzati a Reggio Calabria; se provengono dall'area nord, al reparto di malattie infettive dell'Annunziata di Cosenza. Come Regione Calabria abbiamo messo in campo tutte quelle iniziative, tutte quelle misure previste dal Ministro della Salute, l'onorevole Speranza, e concordate al tavolo della riunione che c'è stata sabato 25. Non arrivano i fondi della Regione, così l'Associazione per la ricerca neurogenetica licenzia i 10 dipendenti. A rischio adesso è l'attività di ricerca del Centro regionale di neurogenetica. La situazione è stata spiegata alla Lamezia nel corso di una conferenza stampa. Vediamo. Dopo 23 anni finisce la collaborazione tra l'Associazione per la ricerca neurogenetica Onlus e il Centro regionale di neurogenetica. I 10 dipendenti hanno già ricevuto le lettere di licenziamento perché l'associazione non ha più i soldi per pagare gli stipendi. La situazione è stata illustrata alla Lamezia Terme nel corso di una conferenza stampa, presenti anche molti familiari di persone ammalate di Alzheimer. Nel 2007 è stata emanata dalla Regione Calabria la legge numero 9 che prevedeva un fondo di 500.000 euro ogni anno come rimborso spese, soldi che servivano proprio per pagare gli stipendi. Dal 2018 però si è interrotta questa attività di rimborso e da agosto 2019 non viene più erogato alcun finanziamento. Siamo dovuti arrivare a questo punto dolorosissimo naturalmente, perché partire con delle lettere di licenziamento in sé è già un grossissimo problema enorme e che purtroppo comunque siamo arrivati a questo punto. Il fatto di aver dovuto anticipare comunque delle importanti somme da parte di un'associazione come la nostra, che non ha alcun finanziamento pubblico, perché questi soldi che richiediamo sono esclusivamente al rimborso degli stipendi appunto che i nostri collaboratori e dipendenti per il lavoro che svolgono lì all'interno del centro. Dopo tanti anni dunque il centro non potrà più contare sull'apporto dell'associazione, con grave danno anche per i pazienti. Mancherà l'assistenza, i tempi si allungheranno e difficilmente potrà essere garantita l'attività di ricerca. Tutto il valore aggiunto del centro di neurogenetica che questi lavoratori garantivano purtroppo viene assolutamente a cadere. Lì al centro, oltre alle attività di cura, di assistenza per ammalati, c'era tutta un'attività
di tipo archivistico abbiamo dei dati che arrivano fino al 1500, un lavoro che ha avuto inizio 40 anni fa probabilmente e che rischia da questo momento di andare oltre che va, senza risultati, ma addirittura che si possa disperdere nel nulla. Il giudice per le indagini preliminari dice no alla richiesta di archiviazione per Mario Oliverio, indagato nell'ambito dell'inchiesta Fincalabra. Vediamo. Il GIP del Tribunale di Catanzaro, Antonio Battaglia, ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Catanzaro nei confronti dell'ex governatore della Calabria Mario Oliverio in relazione alla rimozione nel 2014 dell'allora presidente di Fincalabra Luca Mannarino attraverso la procedura dello spoil system, disponendo entro 10 giorni la formulazione del capo di imputazione per abuso d'ufficio. Secondo il GIP, pur condividendosi le argomentazioni del PM circa la legittimità dello strumento dello spoil system, poi bloccato dalle decisioni del TAR del Consiglio di Stato, lo stesso non può dirsi per le successive iniziative tese a dare seguito agli originari propositi di ricambio del CDA, ricorrendo tuttavia a evidenti violazioni delle disposizioni normative in ordine alle nomine di competenza regionale. Le nomine del CDA della società finanziaria in house della Regione Calabria, sempre secondo il GIP, sarebbero state effettuate in termini strettamente privatistici, con finalità tese a recare vantaggio a terzi con altrui danno, nell'ambito di una vicenda meritevole di un vaglio processuale. La condotta del presidente Oliverio, è scritto in una nota diremata dallo stesso ex presidente della regione, è stata cristallina e passata direttamente al vaglio della Corte dei Conti e della Procura di Catanzaro, che hanno ritenuto rispettivamente di condannare il Mannarino per i gravissimi danni causati alla regione e rinviato a giudizio per i reati conseguenti. Questi i fatti a conferma dell'azione di governo del presidente Oliverio, improntata a rigore e bonifica dei guasti generati ereditati da decenni di malgoverno, che ha prodotto non poche degenerazioni nell'uso delle risorse pubbliche. Una lunga stagione, conclude Oliverio, di cui la Calabria ancora porta le ferite. La cronaca ci porta a Corigliano Rossano per un ferimento, i particolari nel nostro servizio. Questo che vedete in foto è il parabrezza della vettura di Domenico Russo, che ieri sera è scampata ad un agguato mentre viaggiava sulla sua auto da solo nei pressi di Corigliano Rossano nel Cosentino. Una vera e propria imboscata nei confronti del 37enne ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti sull'accaduto, Russo sarebbe stato raggiunto da una persona che gli ha esploso contro dei colpi d'arma da fuoco, probabilmente con una pistola che, trapassando il parabrezza della vettura, lo ha attinto in varie parti del corpo. L'uomo, immediatamente soccorso, è stato trasportato nell'ospedale di Corigliano in condizioni gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore invece è sparito velocemente a bordo di un'altra vettura. Sull'accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri della compagnia cittadina e l'attenzione è puntata anche su ambienti criminali, in particolare ad una vicinanza col presunto boss Pietro Longobucco, ucciso a febbraio dello scorso anno a Schiavonea. E ora parliamo di cultura e cucina, ci spostiamo sul Tirreno cosentino, in particolare a Paola, dove si è tenuto presso l'Istituto Alberghiero San Francesco un evento formativo dedicato alla cucina ebraica. Vediamo. Un momento teorico e l'altro pratico per spiegare a tutti la cucina kosher, che non è altro dell'insieme di regole religiose che governano la nutrizione degli ebrei osservanti. La parola ebraica kasher o kosher significa conforme alla legge, consentito, e allora presso l'Istituto Alberghiero Ipseo a San Francesco di Paola, in provincia di Cosenza, il rabbino Umberto Piperno, esperto in materia kosher, ha tenuto nell'aula magna un'interessante lezione seguita anche da esperti del settore enogastronomico. Ciò che può essere consumato dagli ebrei che appunto osservano le norme rabbiniche, ma anche un'interpretazione del modo di vita ebraico del passato e del presente. Dal cedro alla menorah, un cammino che ha attraversato secoli e che siamo fiduciosi continuerà per secoli. L'evento dal titolo Saperi e sapore kosher è stato fortemente voluto dal dirigente scolastico Elena Cupello,
Cappello, in collaborazione con il presidente del Festival della Cucina Kosher in Calabria. Un momento importante per la formazione degli studenti che in cucina hanno potuto assistere praticamente alla realizzazione di piatti della cucina ebraica con ingredienti certificati e mettendo in pratica alcune regole tramandate da più di 3000 anni e che vengono osservate dagli ebrei in tutto il mondo. Stiamo cercando di acculturare i ragazzi anche con la visita alle cedriere, perché molte volte non si conosce la realtà che noi abbiamo così vicino. È veramente incredibilmente affascinante dal punto di vista culturale ma anche storico. Siamo allo sport, sconfitta fuori casa per il Crotone. L'Empoli batte il Crotone 3-1, i gol al 17° del primo tempo, il gol di Tutino, al 20° Mancuso, al 30° accorcia la distanza il Crotone con crociata al 61° Henderson, terza marcatura per l'Empoli. Per quanto riguarda invece il calciomercato, tra le squadre che hanno operato bene nella sessione invernale c'è proprio il Crotone. Gli operatori di mercato assegnano la sufficienza al Cosenza. Vediamo. Il quadro che emerge dalla sessione invernale del calciomercato è questo. Benevento ingordo, nonostante il primato in classifica, la società ha operato massicciamente nel mercato di riparazione. Buona la performance del Crotone, al quale i giornali specializzati appioppano un bel 7,5. Il Cosenza invece ottiene appena la sufficienza. Fra le società meno attive figurano il Chievo ed il Livorno, nonostante i toscani occupino l'ultimo posto in classifica. Adesso si riparte con nuove ambizioni, certezze più solide e qualche patema d'animo in più. Di certo non è nel mercato che si conquistano promozioni e nemmeno si decretano retrocessioni, perché come sempre del resto spetta al campo emettere i verdetti. I silani, forse qualcosa in più i tifosi se lo aspettavano, riprendono il cammino puntando sul gruppo storico. Il tecnico Braia avrà il compito di far quadrare i conti, facendo magari di necessità virtù. Il torneo è lungo e c'è ancora, per fortuna, una montagna di punti in palio. L'allenatore toscano sa benissimo che da lunedì in poi sarà vietato sbagliare, perché ogni punto perso è un mattone in meno nella costruzione di quel muro che si chiama salvezza. Nel Crotone c'è poco da aggiungere, perché la squadra, che viaggia già in una posizione di classifica importante, mira con i nuovi innesti a rimanere agganciata al treno play-off per poi giocarsi le carte per il ritorno nella massima serie. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Prosegue una fase meteo piuttosto mite per il periodo, con tempo stabile sulla Calabria. Domani poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulla fascia tirrenica, con brevi o locali piovaschi. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature sempre sopra media. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente poco mossi, venti deboli dei quadranti occidentali. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un felice weekend.